Ma sono evidenti le priorità, non è più il bilancio di una volta, le priorità sono che abbiamo una situazione di grande malessere all'interno delle famiglie venete. Il 65% delle famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese eh, e non riescono più a affrontare le varie spese che hanno. Questa è la prima priorità. La seconda priorità è quella di dare effettivo credito alle aziende. Se noi diciamo che il 50% lo mette il Veneto Sviluppo, il 50% lo mette le banche non metteranno più, non mettono il 50% del credito, del fondo, e quindi l'imprenditore si ritrova con una promessa ma che non è esigibile, non andrà mai ad aiutare l'imprenditore. Allora qui abbiamo, proprio dal punto di vista proprio dell'ingegneria finanziaria, cercato di dare più garanzie, mettere più garanzie a parte della banca, della regione, quindi ci accorpiamo, ci addossiamo, ci mettiamo sulle spalle più garanzie noi per evitare che ci sia un no da parte degli istituti bancari, che capiamo che sono anche pieni di sofferenze. Terzo punto fondamentale, dobbiamo in qualche maniera rispondere a delle esigenze anche di natura burocratica, di burocrazia, di processo del provvedimento amministrativo, della lungaggine burocratica, chiamiamola così. Ecco, qui andremo ad istituire una figura che nel breve su alcune materie importanti ci dia delle risposte, faccia un po' da monitoraggio in progress di quella che è la sburocratizzazione e di quello che ci chiedono essenzialmente le categorie produttive. E quindi anche qui cerchiamo di accogliere quello che ci viene dal mondo che lavora, dal mondo che viene rappresentato anche dalle associazioni, per poi tradurlo in provvedimenti. Alla fine anche nelle modifiche delle varie poste di bilancio che ci saranno, noi cerchiamo di individuare una massa di denaro tra i 14 e i 20 milioni di euro, metterla su questo fondo di solidarietà, aiutare l'assessorato alle attività economiche con più fondi sull'imprenditoria giovanile e sbloccare alcune quantità di denaro, alcuni fondi di rotazione di Veneto Sviluppo e metterle direttamente all'attività diretta dell'assessorato per rispondere proprio nell'immediato a questa esigenza di garanzia di credito. Non cambiamo il mondo, mi rendo conto, però un segnale lo diamo. Tenere un bilancio così come è stato elaborato, per l'amor di Dio, corretto dal punto di vista contabile, ma che non tiene in considerazione la situazione al momento, che è una situazione pesante.